lei si occupa anche di discografia, promuove nuovi talenti, scrive delle bellissime canzoni. Lei è Giovanna Nocetti! Non c'è bisogno poi di dire il cognome, perché quando si dice Giovanna, perché tutti ti conoscono come la Giovanna della musica leggera italiana. La Giovanna, quella che ha un dente ogni quarto d'ora. Che è stato la tua caratteristica distintiva, sì, è vero, veramente, è vero. Per cui ti ha reso anche famosa questa cosa, bellissima. Allora Giovanna, grazie di essere tornata a trovarci. È un piacere. Questa canzone, mi stavi raccontando l'aneddoto di questa canzone. No, questa canzone, Dietro un grande amore, è una canzone che ha inciso Orietta Berti e sono felicissima naturalmente, però come nasce? Nasce che io l'ho scritta per Riccardo Antonelli e lui ti può... Hai capito! Te lo può confermare. Riccardone aveva lì la canzone della Nocetti pronto. Poi quando lei ha deciso di incidere ho detto Riccardo, abbi pazienza. E lui è un vero signore, ha detto non c'è problema. Beh, voglio dire, veramente devo ringraziarlo per tutta la vita. Sì. Quindi una bellissima canzone, grazie allora Riccardo. Bravo Riccardo, la canzone hai detto si intitola Dietro un grande amore. Un grande amore. Per Mille Voci invece la canta Giovanna Nocetti. Cosa mai ci sarà dietro un grande amore? Qualche strana follia, voglia di morire, alchimia della pelle, decisioni delle stelle, che cosa è che fa mai grande un grande amore? Come mai uno può farti a pezzi il cuore se nei sogni immaginavi tutto un altro amore, altre mani, altri sguardi, altra bocca ti ricordi, e perché invece lei questo grande amor gira il mondo finché vuoi, ma nessuno troverai che ti dica amo quello che sognai. No, nessuno ti dirà che l'amore al viso che disegnavi tante volte dentro di te, dentro di te. Cosa mai ci sarà dietro un grande amore? Quale intrigo si nasconde dentro un batticuore? Che cosa è che ti fa dire io per lei potrei morire? E chissà cosa fa grande un grande amore. Che cos'è che ti fa dire io per lei potrei morire?